Dove finisce quest'acqua? Allora, quest'acqua, gran parte ovviamente va ad alimentare il fiume Brenta, una quota parte invece va ad alimentare la turbina a Campolongo per la produzione di energia elettrica e una parte ovviamente va a fornire acqua potabile agli abitanti dell'altopiano di Asiago. Ehm, Credo che con gli ultimi lavori che ETRA ha prodotto qua nella stazione di pompaggio si siano modificati gli equilibri dal punto di vista delle direzioni che prende l'acqua potabile. A quanto mi risulta, sembra ci sia una sorta di ehm, cambiamento nella direzione per cui ci dovrebbero essere in futuro ci dovrebbe essere la possibilità di utilizzare l'acqua dell'Ogliero anche per la zona nord della Val Brenta e anche per la zona sud. Quindi potenzialmente quest'acqua da un po' di tempo a sta parte potrebbe essere utilizzata anche dai valligiani e non solo dagli abitanti dell'Altopiano di Asiago.